Queste le parole che gli state dite a Geremia da parte del Signore, quando il resto decie gli ha mandato Pascur, figlio di Malchia e Sofonia, figlio di Masia e Adì. Interpelle per piacere il Signore per noi, perché Nabucodonosor, re di Babilonia, al fa suere contro di noi. Postai che il Signore al fasi con noi un dei suoi spiei e che altri si slontanerà di noi. E Geremia ora risponduto, e disarei scusia se dicie, il Signore, Dio di Israele, al dis così, vecchi cosoi, o fasarai sirucà gli argans di guerra, che son des vostris mans, codoprais per combattere il re di Babilonia e i caldeos che stan combattendo fur des muris, e io ingrumarai dal mies di queste città. Poi dopo combatterai quintri di watris, con non slungianze e un braccio forte, con rabbie, con ire e disdegnant ad ultim fin. Poi fiscarai la in di queste città, tanti oms che ne mai, con una peste tremende, amuraran. E poi dopo sentenze dal Signore, o consegnerai Sedecia, re di Giuda, e i suoi fameis, e tutto il popolo, e che in queste città han scapolate de peste, de spade e de fang, des grifis di Nabucodonosor, re di Babilonia, e tes grifis dai lor nemis, e tes grifis di chei che smicin a lor vite. Lui passerà fil di spade, non gli sparagnerà, non perdonerà mai dul di lor. Adiches popul potui disaràs, il Signore al dis così, vecchi cosoi, o metterai denandi vuatris la strada de vite e le strade de muerte, che il che resterà in queste città al murarà di spade, di fang e di peste, ma quel che salte fur e si consegnerà ai caldeos che usan sidiat, al vivarà e al varà tan che sarà fat la sua vita. Propit, o hai mettu della memuse quinte di queste città, per disgrazie e non per fortune, sentenze dal Signore. E sarà consegnata tis grifis dal re di Babilonia, che le brucerà sul fuoco. Alla chiesa del re di Giuda tu disaràs, ascoltai la parola del Signore, chiesa di David, e il Signore al dis così, giudicai tabuinore con giustizia e liberate il tibiat de cate di quel che lo tibie. Per no che salti fur, come fu, la meraviglia, e che ardi cenze tiatà, un che le distudi, par colpe de tristerie des vostris voris. Vecchi cosoi, in de conce, crete in tal plan, sentenze dal Signor, vuatris odisis, cui vignerà io quintri di noi, e cui metterai al pite nestris tiasis, o vegnerà io a tiataus, da ur che ambutatis lis vostris voris, sentenze dal Signor, e o impierai un fuoco in tal bosco, e al glottarà tutti i suoi contors. Il Signore al dis così, vaiute case dal re di Giuda, e lì tu disaràs quiste paraule. Tu disaràs, ascolta per placer, re di Giuda, che tu sei sentato sulla sente di David, tu e i tuoi fameis e tutto il popolo calbat quiste portis. Il Signore al dis così, facece che va ben, e alle just, e liberai il tibia des mans di quel che lo tibie. Noi stai ta fame le gracis e prepotenza al forest, al fuarfin e alla vedue. Non stai ta spandi in che sluc san nocent. Perché che se vuatris o metterissi in vore queste paraule, allora egli entreranno per spuartis di queste case
i res che sono sentati in pen di David sulla sossente, che van montare su chiars e su ciavai, loro e i loro ministros e i loro popoli. Ma se ascoltareis queste parole, o giuri su di me sentenze dal Signore, che queste chiase e la in fruce. Propiti il Signore al discussi, quintri de chiase del re di Giude. Tu sis per me un galat, una specie dal Liban, po ben, ti riduserai a un deserto, a una città senza nessun dentri, o santificherai quintri di te chi ti fruccin, gli oms e i loro nemai, e affiscaran i tuoi cedri spuisciels e gli butteranno al fuoco. Un gran di giornati se passaran per queste città e adiseran una che altre. Percepe il Signore alla fatto così quinte di queste città tan grande e a risponderan, perché che han buttato di banda il pad del Signore, loro Dio, e si sono buttati in genoglon denanti di altri Dio e gli han adorati. Non stai a vai sul muerto e non stai a falamens per lui. Vai perché il sin va, che lui non tornerà, ni alviodarà la tierra che le nasud. Propit il Signore il discussi a Salom, figlio di Giosie, re di Giude, re in pen di sopari Giosie, che il calzalte fur di che sluc non tornerà più dentri, ma il munarat al fuc che li deporteranno e non vi odorà altri che stetiere. Pur mal lui che il calfà sulla socchiase senza giustizie e li sosteracis senza coscienze, che il calfà lavorà il suo prossimo per di band e noi dà la pace per sovore. Che il caldis mi pasarai su ne ciasone e teracis la caltire aiar, calviers barcons e urfas stelars di cedri e iupiture di ros. Pensis tu forse di essi un re, che tu fasis gli sgaris coi cedri? To pari no hai al forsi mangiate e bevut, però alleve in denan col diritto e con la giustizia, perché alla vude fortune. Al portave le cause dal puer e del biat, così alleve ben. Che es no vuoi al forsi di conoscimi me? Sentenze dal Signore. Investit i tuoi voi e il tuo cur a son dome per tuo profit e per spandi sang innocente e per tibia e fiscà. Per la quale il Signore al discussia Joachim, figlio di Giosie, re di Giude, non fasaran la mens per lui disin. Io, fradigno, io surmi, non fasaran la men per lui disin. Io paron, io re, al sarà sotterat come che si sotterra un mus. Lo stricineran e lo butteran fur de porti di Gerusalemme. Va su sul Liban e sberle, dal Basan che rimbombi la tovus, berle anche di Abarim, perché che tutti i tuoi amanti son parati a tox. Ti hai fevelat quando tu eri in paz, e tu has dit, io non vuoi sentire. Queste è gli stati la tua condotta di fantata in su, propit. Non tu ascoltate la mia voce. Tutti i tuoi pastori io passonerà l'aiar, e i tuoi amanti allaran in prigionia. In che volte tu diventerai rosse e tu ti vergognerai di tutte le tue tristerie. Tu che tu sei stata al Liban, che tu fasi sinistra al Cedris, c'è tan dul che tu fasaras, quando ti capiteran li dois di una parturiente. Per me vite sentenze dal Signore,
anche Seconie, figlio di Joachim, re di Giude, al fos un anel te tomandrete, propit te sbregaressin fur. Io ti consegnerai tis mans di quelcas micie a lor vite, e tes mans di chi che denan di lor tutti spirtis. Vadi di Nacubodonosor, re di Babilonie, e tes mans de Caldeos. Ti sgnacarai te tomans che ti ha parturit. Tu ne tiere foreste, la che no tu sis nasut, e lì tu morarás. Rivat po alla tiere che Abramen tan di tornà, no tu tornarás plui. Che stom conie, alle forze tu ne porcarie di vas, un vas di paralo a tox, o un argain cence nessun valor, parcemo son gurlats lontan, lui e la sua discendenza, e sgnacats tu ne tiare che no cognosin, tiere, ascolte la paraula dal Signore. Il Signore ha detto così, scrivet che chi stompa le cenze fis, un uomo che non ha avuto fortuna in tai sei dis, che nessun alle sue discendenze non varrà fortuna, nessun non si sentarà sulla sosinte di David e non paronerà più in Giuda.